Da diversi giorni la nostra città è diventata capitale italiana della cultura 2025 con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella per l'evento inaugurale è al centro dell'attenzione mediatica nazionale per diversi fatti che sono accaduti, tra questo per ultimo quello dell'asfalto delle strade avvenuto proprio a ridosso della visita istituzionale. Nella fretta di compiere l'opera, l'impresa delegata dal Genio Civile di Agrigento su incarico della Regione, che per l'occasione ha stanziato 510.000 euro, ha coperto i vari tombini presenti nelle strade. L'azienda ora li cerca con il metal detector per poterli rendere fruibili. A causa di ciò sono stati chiusi anche quelli per l'apertura delle acque potabili, risultato che non è stato possibile erogarle in diversi quartieri di Agrigento. Su tale fatto è intervenuto oggi Legambiente attraverso il suo presidente Daniele Gucciardo, affermando: l'assessore comunale ai lavori pubblici, ingegnere Principato, ha dichiarato: non è colpa nostra, l'amministrazione di Agrigento e i suoi uffici non conoscono né il direttore dei lavori né l'impresa che ha eseguito i lavori di bitumatura per la visita di Mattarella. Sembra che i lavori siano stati realizzati dal Genio Civile di Agrigento. Se non facciamo errori logici e abbiamo le informazioni necessarie, questo potrebbe significare che al Comune non è stata chiesta alcuna autorizzazione o non è stata inviata alcuna comunicazione da parte dell'ente esecutore. A questo punto, paradossalmente, continua il presidente di Legambiente Gucciardo, il Comune potrebbe richiedere la rimozione dell'asfalto, imporre sanzioni amministrative e, a seconda della gravità della situazione, intraprendere azioni legali contro chi ha disposto l'esecuzione dei lavori per violazioni delle normative edilizie. Bene, anzi male. Tutti sappiamo che questi lavori sono stati realizzati in emergenza per colmare i ritardi accumulati dalla macchina organizzativa comunale. Il Genio Civile, come altri enti, è in corso in aiuto dell'amministrazione comunale che è andata in sofferenza logistica. Come si fa a non far rilevare queste incongruenze e cadute di stile, allontanare da sé la responsabilità e incolpare altri? Qualcuno, conclude Gucciardo, faccia chiarezza, fermi questa continua valanga di cattive figure e ci rassicuri che alla guida di questa capitale della cultura non ci sono dei pasticcioni.